Buongiorno a tutti ragazzi, buon anno a tutti, quindi facciamo la previsione meteo per domani, quindi per domani 2 gennaio, ragazzi, quindi diciamo che su tutta l'Italia, quindi a primo impatto, come possiamo dire ragazzi, sarà una bella giornata pure, diciamo, pure domani. Quindi diciamo che in tutta Italia non pioverà, in effetti ci saranno le temperature che stanno ancora diciamo un po' freddine, però ragazzi diciamo che tutto sommato sarà una bella giornata pure domani, quindi a parte pure diciamo il freddino, diciamo il freddo. Ciao Orto Fantastico, tanti auguri di buon anno a tutti ragazzi innanzitutto. Vabbè che ce li siamo dati già stanotte, quindi avete visto i fuochi, quindi qua hanno continuato a sparare fino alle 2, alle 3, quindi diciamo ciao Jasmine, buon anno a tutti ragazzi, eh. Quindi diciamo hanno davvero bombardato fino a tardi, fino alle 2 e mezza, 3. Quindi abbiamo fatto molto tardi oggi, proprio siamo svegliati proprio tardissimi, quindi abbiamo fatto quasi mattina. Un po' di bronchite, secondo me ce la siamo presi per la strada. Tanti auguri nel Desi. Sì, no, qua di più orto. Stiamo inguaiati ragazzi, comunque siamo stati fino alle 3. Ciao Rosa, altrettanto, grazie. Quindi ragazzi, diciamo che domani ho visto tutte le regioni, quindi partiamo per Valle d'Aosta, 3 gradi, 7 gradi, soleggiato ragazzi, quindi in Piemonte sempre soleggiato, 2 gradi, 8 gradi, quindi saranno tutti così più o meno, ho visto già a volo a volo. In Lombardia meno 1, 7 gradi ragazzi, quindi già qua si abbassa un pochino. Come in Trentino Alto Adige, vabbè, ma qua è normale. Meno 3, 4 gradi ragazzi la massima, quindi sempre soleggiato ragazzi, quindi non cambia, è soleggiato ovunque comunque. In Friuli d'Avvocatella meno 1, 11 gradi, quindi diciamo normale come ieri. Il Veneto 0 gradi, 9 gradi, più o meno era come ieri che era 1, 10 gradi, quindi non è cambiato quasi nulla. In Emilia Romagna ragazzi 0, 7 gradi, quindi pure qua abbastanza freddino ancora per, diciamo, non sta salendo la temperatura. Già qui, diciamo, in Toscana, ragazzi, 3 gradi, 13 gradi, quindi già qua si comincia a ragionare un pochino, diciamo, non dico che fa caldo, però rispetto alle altre parti è quasi doppio. In Umbria pure, mi meraviglio, 3 gradi, 12 gradi, quindi pure qua sarà sempre soleggiato, ragazzi, se no dico diversamente. In Marche 2 gradi, 11 gradi. Secondo me, in Lazio invece fa più freddo, meno 1, 9 gradi. Ultimamente in Lazio fa freddo. In Abruzzo, ragazzi, qua stiamo quasi a polo, in effetti, meno 5, 8 gradi, quindi si parte da un meno 5 bello pesante pesante. Quando poi stamattina, in effetti, si è partito da meno 7, massimo a 6. Sì, è un po', diciamo così così, bravo. Non dico proprio mite mite, però. In Molise 1 grado, 11 gradi. E arriviamo in Campania, meno male, 2 gradi, 13 gradi, quindi diciamo sempre soleggiato, ragazzi. Diciamo ci stiamo riprendendo dal freddo. Poi andiamo in Puglia e vediamo che succede. 3 gradi, 10 gradi soleggiato, quindi è una giornata perfetta ma Basilicata ancora freddino. Meno 1. Ciao, lo sa, buon anno pure. Sì, sì, Chanel, sì. Meno 1, 7 gradi in Basilicata, ragazzi, quindi qui ancora le temperature stanno bassine. In Calabria è strano, ragazzi, mi viene quasi da ridere, lo so, dice, ma Giuseppe, ma che fai? Ma comunque è così, ragazzi, 1 grado, 5 gradi, cioè in Trentino fa più, boh, non lo so. In Calabria sta facendo freddo, è una cosa pazzesca. Sono 3-4 giorni che faccio le previsioni così, regione per regione, e ogni volta che arrivo a Calabria o neve oppure fa freddo. Quindi domani, ragazzi, 1 grado, 5 gradi. Oggi stanno a 2 gradi, 5 gradi. Quindi, boh, se è capovolto, secondo me la Calabria è andata sopra e il nord è andato sotto, boh.
Continuiamo con le ultime regioni, in effetti è rimasta la Sicilia, meno 3, 12 gradi, quindi sempre soleggiato, ragazzi, anche perché la cartina è in tempo reale, quindi vedete, nuvole non ce ne sono proprio. È rimasta la Sardegna e qua fa caldo, lo so già, 3 gradi, 15 gradi, quindi come vedete alla fine, diciamo, alcune regioni si confermano come la Calabria un po' freddine, qualcuna del nord che è anche normale, ma di l'unica regione, quello nel video di ieri sono io, sì sì, sono io, sì sì. No, ma io ho fatto già 2 o 3 volte un video di persona, quindi pure nei fuochi ieri sera ero io, diciamo. Quindi al finale ho messo un paio di volte la foto, penso, su YouTube, quindi mi conoscevano già molti al finale, la maggior parte mi conosce già, quindi diciamo sono un bello cicciottello, diciamo. Se vedi quello là, allora sono io. Se vedi uno magro, allora non sono chi. Quindi ragazzi, diciamo che domani sarà ancora una giornata soleggiata, anche qui oggi. No, no, perciò ho detto. Quindi diciamo che oggi qua è una bellissima giornata, davvero fantastica. Mo vi faccio vedere anche perché così approfitto della situazione per farvi vedere. Quindi passiamo dallo schermo, ragazzi, direttamente, diciamo, a fuori dalla finestra. Quindi facciamo una bella diretta a volo, eccola qua. Come si presenta, ragazzi, la giornata qua a Salerno. Eccomi qua, signor Rosario, un po' sconvolto della nottata, però sono questo qui, quindi la faccia è questa qui, quindi non cambia nulla, ragazzi, quindi sto ancora sconvolto da ieri, però la faccia è questa qua, quindi ciao a tutti. Ciao Jasmine. A finale, ragazzi, è una bellissima giornata, guardate, davvero uscita bella, quindi non fa freddo, la verità, pensavo faceva più freddo, c'è un po' di vento, però niente di che, quindi secondo me oggi la lungomare di Salerno Cicciottello è normale. Vabbè, abbiamo promesso io e Francesco, lo so, che dobbiamo metterci a dieta per il 2020, quindi dopo la Befana però Rob, no? Ci sta ancora la lasagna, diciamo, della Befana, quindi dopo la Befana facciamo il Ramadan, facciamo la dieta fino a Pasqua. Quindi Francesco non lo vede, secondo me, Francesco secondo me starà dormendo ancora di troppo mangiare. Sì, stamattina pensate ragazzi, io mandavo gli auguri, no, a tutti quanti, ho scritto tanti auguri, uno mi ha risposto chi sei? Ho detto voglio, ma talmente che vi siete imbriacati che oramai non mi conoscete più. Quindi dopo devo fare un video più oggi o domani, non lo so. I messaggi che ho mandato audio, no? Allora io mandavo i messaggi e dicevo tanti auguri di buon anno, tutto bene. E quelli mi scrivevano, ma chi sei? E io rispondevo, voglio, ma state ubriaco veramente? Quindi diciamo che sì, ieri pure mia cognata si è persa, stamattina l'ho chiamata e ho detto Eva, tanti auguri, ho scritto chi sei? Ho detto Eva, ma vuoi finisci di bere? Quindi la devo mettere, questo video lo farò sicuramente, quindi tutti quelli che ho chiamato stavano proprio persi al finale, quindi lo devo fare sto video, quindi sono in effetti file audio di WhatsApp alla fine, quindi questo lo farò sicuramente. No, 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 di salute fortunatamente sto bene, no, no. No, ma io non voglio perdere chissà che, ragazzi, un pochino, un po', niente di più, niente di particolare, quindi una decina di chili, ma non di più. Diciamo, ragazzi, che dicono per la Befana farà freddo di nuovo, quindi godiamoci questa giornata di oggi e quella di domani, che è soleggiato, come potete vedere, perché dicono che poi
perlomeno così per sentito dire, perché ancora non ho visto di sfuggire, arriverà un'altra volta stondata di freddo per la Befana, quindi e c'ho la lasagna rotta, no, voglio, si fa freddo, quindi Francesco secondo me sta ancora perso nella cucina. Io facevo le videochiamate stamattina, stava ancora gente che stava mangiando i gamberoni, e ho detto quando me la miseria, e che? Si di fiero proprio. Quindi la gente ancora sta vicino ai fornelli, sta mia cognata che stava con i gamberoni in bocca stamattina. Ho detto, wow, che sì, erano quasi le 11 più o meno. Mi ha detto, già state mangiando. Secondo me, Francesco, oggi mangia la lasagna, fai buono, non lo so. No, mia mamma ha fatto il ragù sicuramente, quindi oggi è il ragù. Quindi parmigiano, il solito. Ma sempre alle 2 più o meno, 1 e mezza, 2. Poi ci sta mio nipote che quello è proprio pazzesco. Stanotte all'1 e mezza ha detto zio dove andiamo? E ci andiamo a Parco Pinocchio allora. Ha detto vabbè allora andiamo. È proprio di ferro proprio. Stanotte abbiamo fatto i fuochi d'artificio pure noi. E poi ha detto sì sì Orto guarda oggi e domani è poi già così a volo dice, porta no pioggia, porta freddo proprio, quindi secondo me massimo oggi e domani, poi secondo me ma dopodomani forse, ma poi arriva proprio un'ondata di freddo proprio. L'ho vista così a volo sul meteo, però giustamente a lungo termine è meglio non sbilanciarsi perché può cambiare tutto, però se rimane così com'è arriva la neve un'altra volta a sud, quindi e forse pure in Campania, quindi speriamo di no, che mi piace più guardare così il paesaggio a me, anche perché a neve non sono abituato io. Mi piace guardarla a fare un video, questo sì, ma non a camminarci. Sì, sì, molto di più, molto di più. Guardando le previsioni a lungo termine farà freddo davvero, quindi già l'hanno detto, però aspettiamo un po' di conferme per vedere come poi andrà a finire veramente. Fai buono, Orto. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti e ci sentiamo dopo più tardi sul canale, quindi buon anno di nuovo a tutti e quindi godetevi questi oggi e domani belle giornate che ci sono perché fra poco avviene un freddo natavoto, quindi un saluto a tutti. Eh sì, tanto parecchi ancora non hanno letto il video, qualcuno non lo sa, quindi ci diamo ancora buon anno. Sì, sì, buon inizio. Ciao, grazie Rosario, altrettanto ragazzi, buon appetito a tutti, non vi scassate troppo oggi a mangiare, quindi oggi mantenetevi vicino alla tavola e poi domani tutta a dieta ragazzi, quindi domani brodo rimane, acqua. Ciao, buon pranzo a tutti ragazzi, ciao.